TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. La Polizia Postale del Veneto, al termine di una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia e dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, ha tratto in arresto 6 persone per diffusione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico, nel corso dell'esecuzione di 7 perquisizioni in tutta la regione. L'operazione, denominata Custodia Prospes, ha avuto origine da alcune segnalazioni di attività illecite su piattaforme di scambio di file. Nel corso di alcune delle perquisizioni avvenute nelle province di Venezia, Belluno, Rovigo, Vicenza, Padova e Verona, sono stati trovati computer accesi e collegati alla rete mentre stavano scaricando e condividendo file illeciti. Gli odierni indagati e arrestati di varie estrazioni sociali e tutti di sesso maschile hanno un'età compresa tra 51 e 70 anni. Durante una delle perquisizioni è stata trovata anche una, per così dire, collezione di materiale illecito, accuratamente catalogato e meticolosamente archiviato in raccoglitori di DVD. Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, esprime apprezzamento per il lavoro della Polizia Postale che ha portato a termine con successo questa complessa operazione di contrasto alla pedofilia online. Uomini e donne della Polizia hanno dimostrato ancora una volta elevate dosi di professionalità e capacità investigativa, dimostrandosi un presidio di legalità anche nel mondo della rete, aggiunge il governatore. La sicurezza del web e la priorità che non sia usato a scopi criminali sono una necessità sempre più impellente, di grande attualità. Le notizie di operazioni come questa, resa nota oggi, rassicurano i cittadini per bene. Cambiamo argomento, parliamo di economia. Queen SpA, società che gestisce la più diffusa catena di department store in Italia, in esito dell'intrapreso percorso di composizione negoziata, conferma di aver reperito impegni da parte di primari investitori finalizzati a consentire il rafforzamento patrimoniale e il rilancio del business. Tali impegni sono subordinati al perfezionamento di uno strumento di regolazione della crisi che permetta alla società di conseguire il definitivo risanamento dell'esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria. La società, di concerto con i citati investitori, ha individuato negli accordi di ristrutturazione dei debiti lo strumento disciplinato dalla legge come mezzo di risanamento. Coin, in data odierna, ha quindi provveduto a richiedere al Tribunale di Venezia la concessione di un termine di 60 giorni per finalizzare i citati accordi di ristrutturazione e domandarne l'omologazione. Per tutta la durata di tale termine, la società proseguirà la gestione in piena continuità rispetto al periodo di composizione negoziata, mantenendo la protezione del patrimonio e dell'attività d'impresa come offerta dalle misure protettive e cautelari richieste. Parliamo di cultura. Il giorno della laurea in Piazza San Marco festeggia nel 2025 la 50ª cerimonia. Il prossimo 9 aprile, infatti, si terrà l'evento di proclamazione per le laureate e i laureati triennali dell'Università Ca' Foscari Venezia nella sessione primaverile. La data è stata concordata con il Comune di Venezia che dal 2011 concede la piazza per questa iniziativa. Le cerimonie per la sessione estiva e autunnale si svolgeranno rispettivamente il prossimo 11 e 12 novembre. Dal 2011 a oggi Ca' Foscari ha proclamato nella splendida cornice di Piazza San Marco circa 40.000 laureate e laureati e accolto ospiti di rilievo sul palco di laurea. Come da tradizione, anche le prossime cerimonie ospiteranno il discorso della rettrice e i saluti dell'amministrazione comunale, a suggellare l'intento condiviso di offrire un'occasione per celebrare la laurea e lasciare un ricordo indelebile a migliaia di studentesse e studenti e alle loro famiglie. Molti di loro provengono da altre regioni o dall'estero. Il giorno della laurea è una grande occasione per promuovere la bellezza e l'attrattività di Venezia al di fuori del territorio locale. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.